Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Maratona notturna per la votazione sugli emendamenti alla manovra in Commissione Bilancio alla Camera. Tra le norme che hanno avuto il via libera c'è la proroga al 31 dicembre per il 110%, mentre è stata soppressa la norma sul tetto di 60 euro per il pagamento con POS. Tornano quindi le multe ai commercianti che rifiutano di accettare pagamenti con carte e bancomat. Rimodulata l'app 18 per i diciottenni, arrivano 2 nuovi bonus basati su reddito e sul merito, la carta della cultura giovani e la carta del merito. Torna la possibilità di rinegoziare il mutuo passando dal tasso variabile al tasso fisso e cambia la norma che rivede per il 2023 e il 2024 la rivalutazione automatica delle pensioni. Sale dall'80 all'85% la rivalutazione per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo, circa 2.000-2.500 euro, mentre per le pensioni più alte gli scaglioni vengono rivisti con una riduzione della percentuale. L'ultimo passaggio per la nascita ufficiale, l'entrata in funzione della NewCo che gestirà la rete autostradale oggi di Autovie, è arrivato nella notte con il via libera della Commissione della Camera alla manovra di bilancio e un emendamento ad hoc. Lo ha confermato questa mattina il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, commentando la manovra del governo Meloni. Intanto aspetto di vedere il testo definitivo, è stato mandato ieri notte l'ultimo maxi emendamento, quindi per una valutazione completa aspetto quel momento. Ad oggi devo dire che mi sembra che i passaggi legati al sanità, e parlo della Presidente della Conferenza delle Regioni, sono positivi, sono stati inseriti anche almeno notizia di ieri sera, anche le ultime richieste che la Conferenza delle Regioni aveva fatto. Abbiamo risolto il problema con un emendamento votato e approvato questa notte anche del passaggio dall'Autovie Veneta a NewCo, che era un altro passaggio importante. C'è dentro la continuità territoriale, proprio parliamo qua dell'aeroporto, quindi le richieste della Friuli-Venezia Giulia sono state in gran parte ascoltate. Partirà ad aprile il quarto collegamento tra il Trieste Airport e Roma, mentre a giugno dovrebbe essere la volta del volo su Milano. Se ne è parlato questa mattina allo scalo regionale in occasione della presentazione della nuova livrea IT Io sono Friuli-Venezia Giulia. Una nuova livrea dedicata al Friuli Venezia Giulia, un'iniziativa legata soprattutto al marketing. Legata alla promozione del territorio e alla lungimiranza del Presidente e alla modernità, direi, del Presidente Fedriga. Noi già operiamo con 3 voli al giorno, per Fiumicino diventeranno 4 a partire da aprile, quindi con l'inizio della stagione estiva del 2023. Voli che hanno bisogno di essere sostenuti per promuovere il territorio, per promuovere anche poi il nostro successo. E siamo usciti con un'idea decisamente innovativa che è stato dedicare un aereo intero ai colori e soprattutto ai messaggi del Friuli. A partire da gennaio su ogni sedile ci sarà un QR code che permetterà di scaricare tutte le informazioni sul Friuli. Abbiamo fatto un accordo anche con la nostra piattaforma True Italian Experience che con collegamenti con circa 80.000 agenzie di viaggio e tour operator nel mondo promuove e vende i contenuti turistici italiani, in questo caso del Friuli, per cui è un accordo veramente globale che garantisce connettività e promozione. Abbiamo fatto, penso, un passaggio importante, soprattutto con la compagnia italiana come ITA, per promuovere il Friuli-Venezia Giulia. Siamo la prima regione che fa un'operazione di questo tipo, ma non ci sarà soltanto la brandizzazione dell'aereo, ma penso in occasioni specifiche, ma c'era per esempio anche il catering Io sono Friuli-Venezia Giulia, quindi prodotti di Friuli-Venezia Giulia per chi inizia l'esperienza di viaggio per venire nella nostra regione, quindi un'esperienza che parte al momento del decollo, non al momento dell'atterraggio. Le compagnie aeree, nel caso specifico oggi parliamo di ITA, sono delle piattaforme turistiche attraverso i loro siti, attraverso la gestione dei social. 2023 speriamo sia buono, in questo momento siamo molto positivi. Però chiaramente le variabili macroeconomiche internazionali pesano parecchio, è difficile fare delle previsioni col costo del carburante, l'inflazione, la guerra e tutte queste cose che sappiamo tutti. Rispetto al 2019, nel 2023 noi siamo già in vendita con 10 destinazioni internazionali, quindi sono già acquistabili, rispetto ai 4 collegamenti del 2019 pre-pandemia. E abbiamo un piano quinquennale di crescita costante soprattutto sul mercato internazionale. Poi su quello domestico
dobbiamo superare il neo del Linate, che è un collegamento essenziale per questa regione, che purtroppo ancora non è attivo. Io credo che per giugno questo sarà possibile. Per questo Natale sono 622 le imprese artigiane del settore alimentare e bevande interessate nella spesa di 145 milioni di euro già fatta dalle famiglie per i prodotti tipici della nostra regione. Un buon ottimo andamento che chiude in positivo il bilancio 2022 delle imprese artigiane di Udine. È un bilancio positivo quello dell'artigianato in provincia di Udine per l'anno 2022. Gli addetti in provincia di Udine sono 32.203, le imprese attive sono 13.123, il 48% delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, l'1% delle imprese artigiane italiane. Nei primi 9 mesi del 2022 sono nate 664 nuove imprese artigiane, ovvero 3 aziende e mezzo per ogni giorno lavorativo. Nello stesso periodo hanno abbassato la saracinesca a 659 aziende. Il saldo, seppur di poco, è stato positivo, più 5 imprese, più 0,04%. I giovani, diciamo, fanno un po' fatica, sono necessarie misure shock. Per favorire proprio questo ricambio generazionale e per spingere i giovani a mettersi in proprio sarebbe necessario magari creare delle misure a livello nazionale, 5 anni, del tipo 5 anni senza adempimenti fiscali, un prestito d'onore da restituire in 10 anni. I numeri del Natale 2022 in provincia di Udine sono 622 le imprese artigiane del settore alimentare e bevande maggiormente interessate ad intercettare la spesa di 145 milioni di euro che sarà fatta dalle famiglie per dolci della tradizione e altri prodotti agroalimentari tipici della nostra regione nel mese di dicembre. Siglato oggi a Udine un protocollo d'intesa tra Regione ANCI e Federsanità per potenziare iniziative di salute e prevenzione nei comuni che potranno anche aderire a nuovi bandi per il progetto 10.000 passi di salute. Assieme all'ANCI stiamo raccogliendo i risultati di un lavoro di preparazione anche da parte nostra nei confronti della Regione. È importante perché la Regione riconosce in maniera esplicita il ruolo e la funzione dei comuni e dell'organizzazione che rappresento di Federsanità come tavolo in cui poter sviluppare politiche a favore della salute, a favore dei cittadini. Direi è una bella scommessa, più che un punto di partenza dovrebbe essere un inizio di lavoro che ci accomuna ancora di più insieme Regione, ANCI e Federsanità. Oggi si mette anche nero su bianco quelli che sono i 10.000 passi, un progetto insomma, di salute che state portando avanti in tanti comuni della nostra regione. Sì, direi che contano veramente i numeri. È il quarto bando, è il quarto finanziamento che la Direzione Centrale Salute assegna a Federsanità. Abbiamo già avuto la possibilità di raggiungere 70 amministrazioni comunali, 59 percorsi. Abbiamo un sogno nel cassetto che è quello di arrivare a 100 comuni, 10.000 passi. Noi oggi facciamo un atto importante per la salute dove la sanità è un sottoinsieme. E questo è ovviamente un protocollo per attività di prevenzione, stili di vita, cose determinanti per la nostra condizione di salute. Quindi è chiaro che la capillarità di queste iniziative diventano importanti. Federsanità ha fatto un grande lavoro, c'è un grande coinvolgimento dei comuni e quindi proseguiamo in questa opera di alfabetizzazione nei confronti della popolazione. Andiamo a Pordenone dove prosegue la polemica sul progetto di realizzare in via Molinari un palazzo di 12 piani. Insorge il PD che parla di opera impattante che causerà anche un aumento del traffico su quella direttrice. Il sindaco Ciriani però ha stroncato ogni margine di trattativa. Fa ancora discutere a Pordenone il piano per la realizzazione di un palazzo da 12 piani in via Molinari, un'opera impattante secondo l'opposizione che, unita ad altri cantieri prossimi alla partenza, potrebbe far aumentare non poco il traffico su quella direttrice. Come Partito Democratico e come opposizione eravamo ben consapevoli che l'amministrazione avrebbe tirato dritto sul PAC di via Molinari. Questa è vero che è un'opera residenziale, però non dobbiamo escludere tutti gli altri interventi che sono previsti sull'ambito di via Molinari che andranno ad aumentare il traffico in quanto
conseguenza dell'aumento dei servizi. Parliamo della riqualificazione dell'ex fiera, della nuova sede dei vigili urbani, del nuovo parcheggio di Piazza del Popolo e anche della nuova sede scolastica dell'ITS che dovrà essere realizzata nell'ex birreria. Nessun passo indietro da parte del sindaco Alessandro Ciriani. Un palazzo di 12 piani nella città di 51.000 abitanti non dovrebbe spaventare nessuno. Noi non abbiamo paura di fare scelte che possono sembrare impopolari ma che vanno incontro invece alla modernità. Siamo allo sport, ultima partita dell'anno per la UEB Gesteco Cividale e Up World Wild West che affronteranno nel turno infrasettimanale Chieti e Ferrara. Obiettivo invertire la rotta e fermare le rispettive strisce di sconfitte consecutive. Chieti da una parte questa sera e Ferrara dall'altra domani. Sono queste le due ultime avversarie del 2022 per UEB Gesteco Cividale e Up World Wild West Udine nella prima partita del girone di ritorno e contemporaneamente nell'ultima partita dell'anno. Due sconfitte consecutive arrivate all'ultima azione per Cividale che all'andata contro gli abruzzesi aveva vinto 81-78. Questa sarà una partita importante per noi, ha commentato coach Stefano Pilastrini. Vogliamo mantenere la nostra attuale posizione in classifica e una vittoria a Chieti ci permetterebbe di continuare con questo trend, a mio parere eccellente. Giocheremo contro una squadra che avrà grandi motivazioni, quindi dovremo essere bravi a guadagnarci la vittoria. Un giorno in più di riposo per l'Apu, che invece di sconfitte consecutive ne ha messe a referto 3. Ritornerà in panchina coach Bonicciolli, che ha mancato le ultime due a causa del Covid, sostituito dal suo vice Finetti. E sarà ancora più importante la sfida con Ferrara perché giocata tra le mura casalinghe del Carnera, con un feeling con i tifosi tutto da ritrovare. Poi sosta per Natale e Capodanno, per tornare sul parquet la prima settimana di gennaio. Tornerà ad allenarsi sul campo tra qualche giorno. Adam Masina, difensore dell'Udinese, fermo da settembre per la rottura del legamento crociato. Ritorno in campo è in ogni caso previsto per la primavera. Sono sulla buona strada, ovviamente con cauto ottimismo penso di poter rientrare presto, però sappiamo e so bene che è un infortunio delicato che va curato e quindi probabilmente cominceremo a toccare il manto erboso tra qualche giorno. Cosa succederà a gennaio, visto che è la prima volta che abbiamo fatto i mondiali vicino all'albero di Natale, no? Quindi sarà un'incognita per tutti. Come dici tu è proprio un'incognita, questo campionato spezzettato in due rimane un po' un punto interrogativo per tutti quanti, quindi ci sarà da ricostruire una condizione atletica per tutti quanti dopo un mesetto di pausa, quindi sicuramente sarà una nuova e particolare novità. Siamo in chiusura, tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea. Buona giornata.